Lilia Cebric, 53 anni, lei è ucraina e qua a Cagliari da quanti anni? Io sono italiana, origini ucraine, lo sto proprio precisando. In Italia sono più di 20 anni. Di che cosa si occupa lei? Io sono operatore socioassistenziale. Quindi Sto una occupando OSS. sì, una OSS. Siamo venuti per la pace del mondo, perché Ucraina da sola che sta difendendo la pace. Certo, ci sono aiuti da Europa, da America, ma non sono abbastanza. Lei ha dei parenti in Ucraina? Sì, Chi? c'ho padre, c'ho sorella con famiglia, c'ho zie, c'ho amici che in Kiev, che non li sentito oggi. I suoi parenti in che città si trovano dell'Ucraina? Leopoli, Sambir, Kiev, Lutsk. Quindi sono nei centri dove attualmente si sta combattendo. Lei sta riuscendo a sentirli? Lei sta riuscendo a sentirli? Stamattina ancora non li sentiti, non sono uscita a sentire. Ieri sera l'ho sentito. Cosa le raccontano? Siamo forti e non ci incliniamo per la dittatura. Ucraini inclinano soltanto avanti a Dio. Pace. Lei quindi sta dicendo vogliamo che liberi, dobbiamo essere liberi. Lei quindi sta dicendo che Putin vorrebbe una dittatura in È un Ucraina. dittatore e anche i russi lo sanno, soltanto tutti questi anni sono talmente spaventati che non riescono ancora a uscire fuori, ma stanno rialzando anche loro. Sta ricevendo solidarietà dal popolo sardo lei? Sì, sono emozionata e mi cominciano a mancare le parole. E c'è comunque una richiesta alla pace alla fine della guerra? Sì, speriamo che sarà pace. In una battuta, le stanno raccontando i suoi parenti in Ucraina che stanno vivendo come, in quali condizioni, cosa sta mancando, quali difficoltà? Cosa sta mancando? Cioè manca appoggio reale di Europa e di America. E sta scarseggiando anche il cibo? Cibo, guarda, che noi siamo abituati a vivere del poco per essere indipendenti e felici. Giulia Danciuk, ucraina, in Sardegna da quanti anni? Quasi da 20 anni. Lei quanti anni ha? 33. Originaria di quale città ucraina? Io sono da parte ovest, da parte si chiama tra la Polonia e la Bielorussia. Lei è qui e che lavoro svolge in Sardegna? Io lavoro nel turismo, ma in questo momento non sto lavorando per... Operatrice turistica quindi? Più o meno, in un settore alberghiero. Vive a Cagliari o in provincia? In provincia di Cagliari. Quale? Dove? Capoterra. A Capoterra. La guerra in Ucraina, le ha dei parenti lì? Chi? Ho la mia mamma, i miei parenti, i miei genitori, i miei cari, sono tutti lì, parenti e amici. Tutti? In quale città esattamente si trovano? Alcuni nella zona di Kharkiv, gli altri nella zona di Lutsk, Rivne, qualcuno a Leopoli anche. Cosa le stanno raccontando? Cosa sta succedendo lì nelle città dove vivono i suoi parenti? Allora, nella parte di Kharkiv, come ben sapete, ci sono dei combattimenti molto pesanti, la gente è impaurita, i miei parenti, cioè la mia cugina, sono fuggiti in paese perché è molto pericoloso stare in città, proprio a Kharkiv. Invece nell'altra parte, verso la Polonia, è più tranquillo, anche se anche lì ci sono stati dei bombardamenti, hanno bombardato le piste degli aeroporti. Comunque ci sono sempre le sirene accese, la gente comunque è fisso nei sotterranei perché hanno paura proprio dei bombardamenti dall'alto. Ecco, cosa c'è scritto nel suo cartello? Come? Cosa c'è scritto? Può tradurlo? Queste sono le parole del nostro inno ucraino. Cosa? Ce lo può tradurre? Che l'Ucraina non è ancora morta, né la sua gloria, né nella sua forza. Ancora noi fratelli, il destino ci sorriderà. Lei vive qui in Sardegna, che cosa chiede e a chi chiede? Io chiedo a tutto il mondo, a tutta l'Europa di non lasciarci da soli in questa guerra, perché non è soltanto una guerra in Ucraina e basta. Questa guerra avrà tante conseguenze, non solo sul nostro paese ma anche sull'Europa. Io penso che
come ben storia ci insegna che i dittatori non si fermano così. Putin Quindi, per lei è un dittatore? per me sì, non si fermerà solo invadendo l'Ucraina, lui proseguirà. Lei qua in Sardegna è sposata, si è creata una famiglia con un sardo, sta ricevendo l'affetto del popolo sardo in questi Sì, giorni difficili. Moltissimo, infatti ho ringraziato tutti i miei amici per il sostegno, non solo a me ma anche il popolo ucraino, veramente grazie. Ha ricevuto anche il sostegno da parte di qualche russo che vive in Sardegna? Sì, la maggior parte di persone russe che io conosco non vogliono la guerra, spero perché le persone normali ragionano e sanno che con la guerra non si risolve niente. Ha paura per il destino dei suoi cari in ultimo? Certo, ovviamente sì.